Ringraziabile. Dunque, la mozione proposta tratta di salvezza, di valorizzazione e di sviluppo di un nostro Castagnedo che fa parte di un nostro patrimonio storico, culturale e economico. Sono i genuesi che hanno valorizzato e imposto l'esportazione della castagna, ma in cui la conquista francese, sta politica è stata interdetta, i castagni sono stati tagliati, bruciati, per non permettere al popolo di campare per sé. La cultura di castagno ribierà al XVII secolo per conoscere una calata per via di scambiamenti demografici, agricoli, economici, cagionati dalle guerre e l'esodio rurale. In più di abbandonati, parecchi castagni sono stati tocchi da cancro e dall'inchiostro. Il riacquisto economico sociale dell'annata 70 ha rimesso in ballo l'importanza e la necessità di sfruttare la castagna, ridurendo l'antico saper fare. Di poi, risultati importanti sono stati acquisti dalla Torre di Avigliera, certificazione AOP, rimessa in ballo da anziani castagneti, organizzazione di manifestazioni culturali. Infine, l'anno scorso, il Castagnedo è stato assai toccato da Usinips, domandando una reattività e una risposta finanziaria importante di collettività. E oggi, a chi ne si muove? Oggi, un moratorio domandato tanto da Avigliera per l'installazione di giovani agricoltori è stato attempato al Consiglio d'amministrazione di Lodarc di dicembre scorso. Oggi siamo coscienti, più che mai, che la castagna e il castagnetto sono puntini maggiori di ciò che noi siamo e rappresentano di più un settore economico. Oggi i nostri produttori mostrano una volontà di impegnarsi a pro di un'agricoltura ricca di saper fare. Oggi le politiche pubbliche portate dall'Odarc, l'Ufficio Idraulico, il Comitato di Montagna Corsa e la collettività di Corsica sono a pro di un mantenimento della qualità di produzione, dell'acquisto dell'autonomia alimentare, della riconquista dell'interno, di sviluppo di filiera legna e foresta, di bruista in acqua. Oggi abbiamo la volontà politica da cadastrare identità, tradizione, trasmissione, modernità e a bene. Allora vi propongo per via di questa mozione di domandare all'Assemblea di Corsica di sostenere ogni azione che puntilla a parte maggiore di Castagnedo in dei territori di montagna e di riaffermare la volontà di valorizzare la rimessa in stato di castagneti anziani, di propone di integrare misure per la prossima politica agricola comune per ricomporre il potenziale produttivo di castagneti e produrre arnesi necessari che si adatteranno all'evoluzione delle condizioni climatiche, di incaricare il Consiglio esecutivo di mettere in opera l'aiuto necessario per la formazione in linea con la specializzazione in castagnicoltura e i progetti di installazione di questo settore, di domandare al Presidente dell'Esecutivo e al Presidente dell'Odarc di aprire una pepiniera in montagna per produrre piantine e corse adattate alle condizioni climatiche dei nostri territori in montagna per portare queste politiche. Infine, di maniera più generale, di impegnarsi per rispondere ai scopi socio-economici, ai scopi dell'ambiente patrimoniale legati al Castagneto. Ecco, ringraziabile.